Tra il programma elettorale del suo partito, quale delle voci sono quelle che sente più aderenti a lei e sulle quali comincerebbe subito a lavorare? Io mi occupo di sanità e sociale. La mia è una candidatura di scopo. Io di mestiere faccio il medico, esperto di organizzazione e qualità dei servizi sanitari. Quindi questa mia competenza e sociosanitari, questa mia competenza l'ho portata in politica e di questo mi voglio occupare. La mia è una candidatura monotematica, parlo di questi temi, approfondisco all'osso il motivo del declino che stanno vivendo i cittadini sulla sanità in Veneto, sul sociosanitario e anche nell'ambito sociale, e ho proposte molto specifiche su questi temi. Ho contribuito alla scrittura del programma, insieme anche al resto del gruppo strategico sanità e sociale proprio su questo. Quindi non è che ho altre opzioni, io di questo so, di questo parlo, di questo mi occuperò in regione. Perfetto, infatti questa è di solito è l'ultima domanda che facciamo ai candidati, ma nel suo caso è stata la prima proprio per la, specificità insomma della sua candidatura. Parlando un po' allora nello specifico di quello che, è il tema sanitario, perché è il tema comunque di tanti, de tra i candidati, sia di destra che di sinistra. Nello specifico cosa sono i vostri punti di forza? Allora, il primo punto è, basta deriva privatistica, cioè bisogna intanto riporre al centro l'agenda della sanità pubblica, il servizio sanitario pubblico veneto, senza se e senza ma. Il primo punto in assoluto di estrema urgenza è occuparci della fuga dei professionisti, perché negli ultimi 5 anni in Veneto sono fuggiti, vuol dire che hanno dato dimissioni, circa 3.000 medici e 5.000 infermieri. Allora, non c'è modo di, sostituire queste persone con nuove assunzioni, perché, nel mercato sappiamo bene che non è che ci sono lì medici e infermieri disoccupati che non sanno cosa fare. In particolare la carenza di infermieri, adesso con l'aumento del numero di medici sia nella, università che nelle scuole di specialità, nell'arco di un po' di anni torneremo, diciamo, ad avere un numero sufficiente. Ma infermieri e OS, lì c'è un dramma enorme. Quindi il primo punto è non farli fuggire. Come si fa a non farli fuggire? 3. Parliamo di fuggire dall'ambito pubblico Certo, per andare nell'ambito privato. dobbiamo analizzare nel dettaglio perché fuggono. Allora, la modalità molto banalizzante è: vanno nel privato per guadagnare di più. Questo non è vero. Intanto perché gli infermieri e il resto dei professionisti sanitari nel privato non è vero che guadagnano di più del pubblico, o non è, diciamo, una costante. I medici in realtà è vero che nel privato possono guadagnare di più, però la prima domanda è: 10 anni fa non c'era la possibilità di guadagnare di più, perché non fuggivano? 5 anni fa fuggivano molto meno. E se noi andiamo a vedere le ragioni profonde, sono legate a una scarsa valorizzazione. Non c'è nessun indicatore tra gli obiettivi dei direttori generali sulla loro capacità di attrarre e trattenere il personale, e così a cascata di tutte le figure che hanno un ruolo dirigenziale e di leadership all'interno del sistema sanitario. Quindi basterebbe questo indicatore, questa priorità assoluta data ai direttori generali, e a cascata le cose cambiano. Se noi andiamo a vedere, ad analizzare le fughe, il primum movens della fuga è una situazione lavorativa insoddisfacente, perché non c'è meritocrazia, perché non c'è valorizzazione della competenza, perché c'è un clima da caserma, tu devi fare prestazioni, stare zitto, non devi pensare, devi eseguire. Questa cosa non funziona nelle aziende che fanno le lavatrici, figuriamoci se può funzionare dentro una struttura sanitaria dove appunto i medici sono dirigenti, dove gli infermieri e il resto dei professionisti sanitari sono laureati, ma in realtà questa cosa, ripeto, è trasversale a qualsiasi professionista che dentro il proprio posto di lavoro vuole esprimere le proprie potenzialità, non vuole essere con
diciamo, una pressione di esecutore mero di decisioni sempre prese dall'alto verso il basso, spesso poco spiegate o addirittura contraddittorie rispetto a quello che si ritiene corretto e utile per il paziente di chi lavora in prima linea. Questo è il motivo per cui le persone fuggono. E Perciò poi lei dice che questo è il motivo e non è effettivamente quello che tutti dicono, che a parità di condizioni economiche, anche a parità, non per forza, come diceva lei giustamente prima, superiori, non ci sono più turni, ci sono delle potenzialità e del lavoro insomma più tranquillo e con meno responsabilità, perché in realtà da precedenti interviste che avevamo svolto anche noi su questo argomento, sembravano più quelli gli argomenti di fuga dei medici. E soprattutto perché tra l'altro il privato è sempre più, diciamo così, concorrenziale e sempre più altamente preparato anche in quei discorsi di sala operatoria. non mi trova concorde, perché io mi occupo di questo di mestiere e quindi queste cose sono state molto studiate. Allora, l'insoddisfazione lavorativa è data principalmente dal fatto che non c'è meritocrazia, non c'è valorizzazione delle propensioni e delle attitudini di ciascuno e Okay, per già quello che diceva prima. legittima volontà di poter fare carriera, migliorarsi in un ambiente, ripeto, dove, le regole del gioco sono alla luce del sole e E dove voi su questa cosa qua invece riuscireste a cambiare le cose. certamente sì, perché se questa viene data come priorità, viene dato come obiettivo principale ai direttori generali e a cascata a tutti quelli che hanno un ruolo di leadership su altre persone. Allora, il fatto che non ci sia nessun dato, nessun monitoraggio delle fughe con conseguenti ovviamente anche valutazioni negative nelle varie ASL, beh, è chiaro che questo la dice lunga su quanto si stia lavorando su questa faccenda. E ripeto, se noi prendiamo l'esempio della ortopedia di Montebelluna, erano in 14 ortopedici, poi per condizioni sfavorevoli che si erano create in quel reparto, sono fuggiti una decina di medici e la spiegazione era sempre: nel privato si guadagna di più, nel privato si guadagna di più". C'è stato un concorso, è stato vinto, siccome è un reparto ormai moribondo, non interessava evidentemente a persone che avevano santi in paradiso, l'ha vinto una persona meritevole e questa persona è riuscita in 2 anni e mezzo a ricostruire il reparto, che è molto più difficile, voglio dire, da 3 a 4, 4, 5 e adesso sono tornati in 13. Allora, perché non analizziamo queste cose? Che caratteristiche ha questo primario, che è riuscito a ricostruire un gruppo che era stato, falcidiato? Cioè lui ha trovato gli unici ortopedici, al mondo che non hanno bisogno di denaro in più e prima Certo, erano tutti certo. quelli che sono fuggiti per il denaro. Capisce la semplificazione e la banalizzazione. Quindi c'è un Interessante, mondo interessante. su cui lavorare su quest'ambito qui e se lei Sicuramente. chiede alle persone che lavorano nell'USL, loro mica dicono, sono frustrato nel mio lavoro perché guadagno poco. Certo, vorrei guadagnare di più, ci mancherebbe altro, ma il motivo principale della frustrazione è dato da questo, da climi di lavoro, ripeto, non l'ho detto io, l'hanno detto ufficialmente i sindacati, un clima da caserma, cioè un clima da caserma dentro la sanità. E secondo voi i medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, OS possono esprimere al massimo un lavoro che è collegato alla salute delle persone, al dolore, con un clima da caserma? Cioè, capite la contraddizione? Poi ci sono anche tutto il capitolo della burocrazia. Medici, infermieri e il resto dei professionisti sanitari lamentano che troppo tempo è investito in gestire carte, controcarte, moduli, programmi informatici che non dialogano tra loro o compiti che potrebbero essere assegnati a un personale amministrativo e che invece restano in carico al personale sanitario. Quindi questa è una componente di stress e di tempo buttato veramente via che deve essere affrontata seriamente e non è ancora accaduto. Poi ci sono delle modalità anche per pagare di più all'interno del pubblico i professionisti sanitari. Pensiamo che un infermiere in Veneto guadagna 4.000 € di meno all'anno rispetto a un infermiere della Campania.
Perché? Perché la regione non ha più, da 15 anni circa, non ha più aggiornato la retribuzione aggiuntiva regionale, che era di totale competenza delle regioni. Non è consentita la libera professione intramoenia ai professionisti sanitari. Per i medici basterebbe dire: "Okay, prima di dare prestazioni al privato convenzionato, chiediamo sempre al personale dipendente, in particolare ai medici, se fuori dal loro orario di servizio vogliono fare queste prestazioni, pagate come verrebbero pagate al In a privato. privato convenzionato." Cioè, le cose da fare per valorizzare e motivare le persone sono innumerevoli. Le idee ce le abbiamo, ma parte da un presupposto: che vogliamo salvarlo questo sistema sanitario regionale? Dall'altra parte, finora sicuramente no, perché stanno un po' giocando alla rana bollita, no, che chiudono l'ossigeno poco a poco per poi dire: dobbiamo chiudere il reparto, non si trovano psichiatri, prima smantelli, distruggi per poi." Perciò lei afferma che il progetto sia quello di privatizzare il tutto, o il più possibile. Quantomeno di svalorizzare il pubblico per favorire il privato. Secondo me non si rendono nemmeno conto della gravità di quello che sta accadendo fino in fondo, perché, io ho lavorato in Africa all'OMS e so bene cosa succede quando, la sanità pubblica universalistica manca e i disastri sociali e anche economici conseguenti, perché è dimostrato che una forte sanità, pubblica e un sociale, un welfare importante sono le basi di un buon sviluppo economico e non viceversa. E non a caso l'Associazione degli Artigiani ha dato come priorità delle priorità dei loro problemi avere la sanità che funziona. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Loro sanno bene che senza una sanità che funziona non si può fare impresa, che non puoi avere la difficoltà di dire: "Se mi ammalo non so neanche dove andarmi a curare", oppure devo tirar fuori soldi che già non guadagno perché sono un libero professionista, dal non lavorare devo anche tirarli fuori per curarmi. Riforma dell'università di medicina su non più a numero chiuso, non più test di ammissione, ma la nuova riforma. Il suo pensiero? Brevemente? Allora, in realtà hanno fatto finta di togliere il numero chiuso, perché poi in realtà ci sarà la selezione dopo i primi esami. Allora, questo porta a intanto che, anziché esserci una selezione all'inizio dell'anno che se uno non passa può fare qualcos'altro, la selezione ci sarà a metà anno, quindi quelli che non passeranno, hanno buttato via letteralmente 1 anno di vita. Poi selezionare sui primi esami, cioè chimica, fisica, statistica, sinceramente io ho dei compagni, io ho fatto lo scientifico e andavo bene in queste materie, ma ad esempio alcuni compagni, di corso che avevano fatto il classico hanno faticato su questi primi esami e adesso sono dei medici eccezionali. Quindi io non la vedo una grande trovata, perché non è che non abbiamo più il numero chiuso, abbiamo posticipato e modificato leggermente, anzi molto, le modalità di selezione. Io sono per un numero massimo possibile che le università riescano a gestire e che la selezione sia fatta molto bene, ma all'inizio, non facendo finta che l'università è aperta a tutti e dopo il primo semestre comunque tutti quelli che dovevano rimanere a casa ci restano a casa buttando via 1 anno di vita e tra l'altro selezionati su 3 materie anziché su tutto quello che può essere valutato, per capire se un giovane ha la predisposizione sia di cultura, ma anche di attitudine per essere un ottimo medico. E certo questi 3 primi esami sono importanti, ma non è che da lì capisci se uno fa bene chimica o fisica, se sarà un eccezionale medico, mi perdoni. Insomma, ho tanti esempi di amici che han faticato su questi primi 3 esami.